que possamos sair daqui, Senhor, de modo diferente para a glória do Teu nome, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Accomodatevi. Adesso, fratelli, lodiamo ao Signore. Com o hino de número 14. Dopo vorrei invitare la sorella Elisa per continuare lodando. Hino 14. Dice così. Parla, parla, Signore, in quest'ora, che con cuore ti voglio ascoltare. Io tu diri trasforma, ristora, rendi savio e fa prosperar. Benedete teu nome eterno, che tu parla che ascolta col cor, di giustizia, di amore superno, di allegrezza, di pace e splendor. Parla, parla, Senhor, que ascolto, com meu cuore, com tutta la fé, riguardando ao glorioso tu volto, que risplende de amore su me. Benedete o teu nome eterno, que tu parla, que ascolta col cor, de justiça, de amore superno, de allegrezza, de paz e esplendor. Parla, parla, meu core, puoi dire, grandi cose, benigno Signor. Io so pronto, disposto a obbedire la parola del grande tuo amor. Benedetto o teu nome eterno, que tu parla, que ascolta col cor, de justiça, de amore superno, de allegrezza, de paz e esplendor. Amém. Glória a Jesus. Adesso vorrei invitare la sorella Elisa. Starà lodiando ao Signore. Pace a tutti. Viva Cristo, eterna mircesa, Rudifudo, arca di salvezza, la tua luce mi conduce, la perfetta santità. Viva Cristo, rocca mia diletta, vera mana, verità perfetta. Sono sicuro che contento
consola la parola santa e pura del suo amor. Viva Cristo, alto humilde ceto, dai fedeli onore benedetto, il suo bene mi sostiene, nelle lodi Dio guardiù. Viva Cristo, conduttore dei santi, in cui vivo e vivo tutti quanti, li eletti, benedetti, dai eterno suo Evangelo. Sì? 526. Tira que eu tô rouca. 526. Amore grande, profundo e sublime, questo è l'amore del mio creatore. Non c'è niente nel mondo che possa eguagliarsi al grande amore del mio Salvatore. Dio di amor, solo sei tu, il Dio di amor, non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te, per nome dolce amor, Egli solo ci ama, ci comprendi, ci guarda da tutto il male che esiste nel mondo. Per questo le adoro con l'anima mia, perché mi ha dato Gesù dolce calma. Dio di amor, solo sei tu, il Dio di amor, non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te, per me dolce amor. Amém. Grazie. Glória a Dio, fratelli. Dio è buono. Adesso continuiamo adorando ao Signore com o cântico de número 508. 508. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra,
nella luce tua, Signore. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, e scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione perché vivo è adorarti, Signore. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Amém. Glória a Dio. Fratelli, è con noi il nostro diacono Wallace. Non sempre, come si dice, non sempre è con noi qui, ma hoje lui está aqui. Como se diz, vamos aproveitá-lo em italiano? Aproveitamolo la opportunità, nossa. É ao vivo aqui, fratello. Mas é assim, vou invitá-lo para dar um saluto à chiesa, amém? Glória a Deus. Saluto la Chiesa con la pace di Dio, amen. Sono contento di essere qua. Lui è stato questa mattina in Firenze, quindi sono venuto anche qua a Scandicci, amen. Volevo lasciare un versetto alla Chiesa. Quando siamo presi così da, come si dice, da improvviso, a me piace leggere il libro di Salmi, amen. Tutta la Bibbia è potente, ma il libro di Salmo mi commuove. Amen? Trovo qua. Questo è bastante conosciuto in Brasile. Amen? Salmo 100. Hoje è stato un culto benedetto a Firenze. Chi non è andato lì, hai perso. Amen? E hoje credo che sarà un culto benedetto anche qua. Amen? Salmo 100. Mandate grida di gioia all'Eterno, ó abitanti di tutta la terra. Servite all'Eterno con letizia. Venite davanti a Lui con canti di gioia. Riconoscete che l'Eterno è Dio, è a Lui che ci ha fatti, e non noi da noi stessi. Noi siamo il suo popolo, igreja del suo pascolo. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lodi. Celebratelo, benedite il suo santo nome, perché l'Eterno è buono, la sua benignità dura in eterno e la sua fedeltà ogni generazione. Amen? È conosciuto, però è profondo, per quello che è conosciuto. Amen? Dobbiamo lodare a Dio, perché Lui è per sempre. Quando abbiamo entrato qua, dobbiamo adorare Lui. Entrate nelle sue porte con ringraziamento. Dobbiamo ringraziare Dio perché abbiamo il fôlego di vita, che
che Lui ha dato a noi il fôlego di vita, amen? Dobbiamo lodare e ringraziare per tutto che Lui ha fatto, nel bene e nel male. Dobbiamo lodare e ringraziare il suo santo nome, perché è l'unico che è digno di lode, onore e adorazione, amen? Agradeço l'opportunità, em nome de Jesus. Glória a Dio, fratelli. Adesso facciamo una preghiera, né? Vorrei invitare la nostra sorella Josiane per fare una preghiera per Dio risvelar, si diz? Sì, per un risveglio spirituale, per Dio para o Senhor chegar com salvação, né? Como se diz, ô Senhor. E per Dio alzare, operai nella Chiesa di Dio, perché sono pochi, sono pochi gli operai, la Chiesa sempre bisogna di operai, che la parola dice, né? Grande è la seara, ma sono pochi gli operai. Amém? Vem, irmã Josi. Não se preocupa se tu ora em português, ou inglês, ou espanhol, ou moçambiquês, né? Mas o italiano, queniano, o importante é que Dio ascolta, Dio capisce, não? Até mesmo a parola que a nossa boca não parla, mas Dio sa di tutte le cose. Pace a tutti. Preghiamo. Maravilhoso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, a oportunidade de estar na tua casa. Quando essa casa, Senhor, é casa de oração, é a tua casa, meu Pai, e tu nos trouxeste até aqui, nesta tarde, para te glorificar, para te adorar, para te exaltar, meu Pai. Quantos queriam estar aqui, mas não podem, alguns estão trabalhando, outros estão nos hospitais, mas nós estamos aqui, Senhor, com alegria, te adorando. Meu Pai, queremos a tua igreja, Senhor Jesus querido, queremos, Senhor, o poder, aleluia, do Espírito Santo nas nossas vidas. Derrama, Senhor Jesus, poder pentecostal nessa tua casa, nessa igreja, meu Pai amado, que haja, Senhor Jesus, batismo com teu Espírito Santo, que haja renovo, meu Senhor, que haja salvação, meu Pai amado, na tua casa, Senhor Jesus querido. Salva esses vizinhos, meu Pai, o vizinho da direita, da esquerda, da frente. Senhor, fale com eles, meu Pai. Eles não querem nos ouvir, Senhor, mas tu, quando fala, todos ouçam. Meu amado Salvador, derrame do teu poder, que haja resvelo espiritual aqui, Senhor Jesus, em todas as bases aqui da Itália. Meu Pai amado, te pedimos todas essas bênçãos, fala conosco, abrace, Senhor, a nossa alma. Oh, meu amigo fiel, queremos sentir a tua presença e ouvir a tua voz.
continuar ouvindo a tua voz nesta tarde. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E eu quero reintegraçar, porque pedimos oração, pregueira, qui por Giuseppe, e a hora está aí na casa. Já em casa, e manda salutar e toda a casa, o nosso irmão Thales, o Reimo, todo nosso pastor diz, não, o pastor não está aqui, e está muito feliz, e eu adito, e me penseiro, e me core, próximo mês tu vai estar ali conosco. E ele disse, amém, glória a Deus. E ele prometeu que estaria aqui conosco. Sim, ele prometeu que estaria aqui conosco quando se recuperasse e se libertasse, não daquelas aparelhos no corpo de Luiz, que não pode se comover. Sim, e não pode estar muito tempo seduto, mas eu creio que Deus faz. Graças. Glória a Dio. Dio è buono. Dio ascolta tutte le nostre preghiere. Nessuna preghiera è in vano, né? La parola di Dio è la garantia che Dio ascolta il suo popolo. Amém? Continuiamo in preghiera perché è una arma, come si dice? Arma è una arma, né? Pela preghiera la Chiesa sempre va avanti, sempre caminhando avanti per mezzo della preghiera. Adesso, fratelli, vorrei invitare il nostro diacono Raymond per fare la preghiera per la raccolta delle offerte. Dopo vorrei invitare la sorella Jéssica per lodare al Signore, enquanto si fa la raccolta. Pace a tutti. Spero che tutti noi stiamo bene. Della salute io un pochino così, però si va avanti. E soprattutto che ognuno di noi sia venuto qua oggi per ascoltare il messaggio del Signore. E non solo ascoltare, sino che il Signore ci faccia cambiare atteggiamento, ci faccia cambiare il nostro cuore, perché il nostro cuore è sempre maligno. Ai di quelli che credano nel cuore. Dobbiamo consegnare tutto in mano del nostro Signore Gesù Cristo. L'unica maniera in cui noi possiamo vivere questa vita cristiana, seguace di Cristo. Siamo imitatori di Cristo, non dell'uomo. Perché l'uomo cerca vanagloria, non lo so in italiano come dire bene, cerca la sua gloria personale. E per quello un angelo chiamato Lucifer è andato giù in terra perché cercava la sua gloria personale.
E così spero che non accada a nessuno di noi cercando glorie personali, perché noi dobbiamo seguire Cristo, la parola del Signore. È quello che ci dà la direzione. Amen. E spero che ognuno di noi che possa contribuire con la nostra Chiesa oggi, questo che mettiamo qua non ci mancherà mai, perché Dio ci dà questo e molto di più. Basta fare tutto, ora c'entra il cuore, perché il cuore è maligno a volte, però non sempre. E quindi qui doniamo con il cuore, soprattutto con la sicurezza che il Signore proverà per la nostra Chiesa e per ogni bisogno personale nostro. Nel nome di Gesù. Pace a tutti. 603, 603. Sì. Gesù, ti adoriamo, proclamando-ti re. Tu sei qui, proprio in mezzo a noi. Con lodi noi ti esaltiamo, di un trono ti prepariamo, di un trono ti prepariamo, di un trono ti prepariamo, perché tu, oh Signore, sei re. Gesù, ti adoriamo, proclamando-ti re. Tu sei qui, proprio in mezzo a noi. Con lodi noi ti esaltiamo, e mentre noi ti adoriamo, e mentre noi ti adoriamo, e mentre noi ti adoriamo, vieni regna, Signore, su noi. Vieni regna, Signore, su noi. Amen. Glória a Dio. Foi som. Foi, foi. Foi som, foi. Glória a Deus. Se eu estivesse no Brasil, eu ia fazer uma pregueira pelo microfone. Mas estou na Itália. Glória a Dio. Fratelli, in questo momento facciamo preghiera per i bambini, né? Loro per la classe felice.
Vorrei invitare la sorella Lupi per fare questa preghiera, amen? Amado Dios, te damos gracias por esta tarde, Señor, de reunión aquí en tu casa. Te pedimos, Señor, que tú nos hables como cada día, Señor, y que nos hagas entender cuál es tu voluntad. También te pedimos por los niños que en este día también van a recibir tu palabra. Señor, ayúdanos a poder enseñarles lo que tú has dado para ellos, Señor. Esta palabra de hoy, que ellos también lo puedan entender, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Glória a Dio, fratelli. Adesso vamos pregar, né, agora? Il momento della parola di Dio. Vorrei invitare la nostra traduttrice, diz così? Amen. Non sto ancora bene, ho un'allergia forte, a volte mi viene, speriamo non mi venga colpi di tosse proprio, perché a volte non fa, non funziona. Peraí, só um minutinho. Se a senhora não conseguiu, pode lhe substituir se a senhora Sì, não. sì. No, speriamo non mi venga un colpo di tosse, se mi viene si sostituisce. Glória a Dio. Primeiramente, prima di tutti, né? Prima di tutto, sì, Eu queria agradecer a nossa irmã Valdirene, si ringrazia la sorella Valdirene, porque foi a pessoa que Deus levantou è la persona che lui ha alzata para estar aqui nessa missão, per questa missione. né? Apesar de todas as dificuldades, né? Nonostante tutte le difficoltà, Mas está sempre aqui presente. ma sempre qui presente. É bom a gente ser grato, né? È buono essere grati. Mas além da nossa gratidão, Oltre alla nostra gratitudine, que possamos orar pela nossa irmã, che possiamo pregare per la sorella, também pelo seu esposo, anche per il suo marito, que sempre está aqui disponível para ajudar na obra do Senhor. che sempre è qui disponibile per aiutare nell'opera di Dio. Amém? Amen. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Giovanni, capítulo 6. Apriamo le nostre Bibbie nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, Ou melhor, Ou Mateus, capítulo 4. o meglio, Matteo, capitolo 4. Estava com Giovanni 6 na cabeça e saiu Matteo Giovanni 4, Mateus 4, do versículo 1 até o versículo de número 11. dal versetto primo fino al versetto 11. Vuoi leggere? Pode ler, minha irmã. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo.
E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinacolo del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordini ai suoi angeli a tuo riguardo e essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti col piede contro una pietra. Gesù gli rispose: è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù gli disse: vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Amém. Então, neste momento eu vou falar sobre a tentação de Jesus. Allora in questo momento parlerò sulla tentazione di Gesù. É um texto bastante conhecido da igreja. È un brano molto conosciuto dalla Chiesa. É sempre bom lembrar deste momento, È sempre buono ricordare questo momento, porque Jesus também foi tentado, perché anche Gesù è stato tentato, assim como nós somos tentados. anche come noi siamo tentati. A Bíblia fala sobre isso. La Bibbia si riferisce a questo. É interessante quando Jesus, a Bíblia diz que ele é conduzido pelo Espírito. È interessante che la Bibbia dice che Gesù è stato condotto dallo Spirito. E nem sempre o Espírito Santo vai nos conduzir para lugares bons. E non sempre lo Spirito Santo ci condurrà a posti buoni. A Bíblia é clara no versículo 1. La Bibbia è chiara nel versetto 1. Diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Dice che Gesù è stato condotto tramite lo Spirito Santo al deserto. E se você prestar atenção, o deserto é um lugar perigoso. E se facciamo attenzione, il deserto è un luogo molto pericoloso. É perigoso porque no deserto tem frio, È pericoloso perché nel deserto ha freddo, o deserto tem altas temperaturas, il deserto ha anche alte temperature. o deserto tem cobras, Nei deserti ci sono i serpenti, tem le vipere, escorpiões, gli scorpioni, tem chacais. ci sono i ciacali. Então, o deserto é muito perigoso. Il deserto è molto pericoloso. Apesar de ser um local perigoso, E nonostante sia un locale molto pericoloso, é o local que o Espírito Santo conduziu Jesus. è un locale dove Gesù ha condotto, e lo Spirito ha condotto Gesù. Então, se o Espírito Santo conduziu Jesus, Allora, se lo Spirito Santo ha condotto Gesù, era impossível não passar pelo deserto. era impossibile non attraversare questo deserto. Então, Jesus tinha que enfrentar aquele deserto. Gesù doveva attraversare quello deserto. E a Bíblia diz que Jesus passou 40 dias e 40 noites. E la Bibbia dice che Gesù ha trascorso 40 giorni e 40 notti. Ele não comeu, Lui non ha mangiato, não bebeu. non ha bevuto, Ele estava jejuando. lui digiunava. E se você prestar atenção, E se facciamo attenzione, Jesus não entrou no deserto de qualquer jeito, Gesù non è entrato nel deserto in qualsiasi modo, porque nos evangelhos de Marcos e Lucas perché nei Vangeli di Marco e Luca também fala da tentação de Jesus no deserto. parla anche sulla tentazione di Gesù nel deserto.
A Bíblia diz que Jesus, quando entrou no deserto, ele estava cheio do Espírito Santo. La Bibbia dice che quando Gesù è entrato nel deserto, lui era pieno dello Spirito Santo. Nós vemos isso em Lucas, capítulo 4, no versículo 1. Possiamo vedere questo in Luca capitolo 4, versetto 1. Pode ler assim. Ah, sì, si legge allora. Luca 4, versetto 1 dice: Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò da Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, dove era tentato dal diavolo. Então Jesus estava cheio do Espírito Santo. Allora Gesù era pieno dello Spirito Santo. Preste atenção nesse detalhe, Facciamo attenzione a questo dettaglio, porque ele está no deserto, perché lui è nel deserto, mas está cheio do Espírito Santo. ma è pieno dello Spirito Santo. A Bíblia está falando, La Bibbia dice: quando você está cheio do Espírito Santo, quando siamo pieni dello Spirito Santo, podemos passar pelo deserto, possiamo attraversare il deserto, podemos resistir ao deserto, possiamo resistere al deserto, podemos superar o deserto. possiamo superare il deserto. Apesar do deserto ser um local difícil, Nonostante il deserto sia un locale difficile, também é um local para crescer. è anche un locale dove si può crescere, Porque quando a Bíblia fala de deserto, perché quando la Bibbia parla del deserto, também fala de um local de intimidade. parla anche di un locale di intimità, Fala também de um local de providência. parla anche di un locale di provvidenza. Israel provou a providência de Deus no deserto. Israele ha provato la provvidenza di Dio nel deserto. Deserto também é um local de crescimento. Deserto è anche un locale di crescita. Nós vemos Abraão crescendo e prosperando no deserto. Possiamo vedere Abramo che cresceva e prosperava nel deserto. Nós também vemos João Batista crescendo no deserto. Possiamo vedere anche Giovanni Battista che cresce nel deserto. Em Lucas capítulo 1, versículo 80. In Luca capitolo primo, nel versetto 80. Wow. No, non c'è. C'è? Ah no, Luca prima. Ok, scusa. Scusate, Luca capitolo primo, versetto 80. Or il bambino cresceva e si fortificava nello spirito e stette nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi a Israele. Ou seja, Ossia, ele crescia lui cresceva no deserto. nel deserto, Porque o deserto perché il deserto também é um local de crescimento. è anche un locale di crescita. Então, Igreja do Senhor Jesus, Allora, Chiesa del Signore Gesù, não reclame do deserto, non lamentiamo il deserto, porque o deserto perché il deserto é uma escola de Deus. è la scuola di Dio. A Bíblia é clara La Bibbia è chiara quando diz que o Espírito Santo quando dice che lo Spirito Santo conduziu Jesus ao deserto. ha condotto Gesù al deserto. Jesus primeiramente estava cheio do Espírito Santo. Gesù per primo era pieno dello Spirito Santo, Em segundo lugar, in secondo posto Jesus também tinha conhecimento das Escrituras. Gesù aveva anche conoscenza delle scritture. Enquanto o diabo foi tentar a Jesus, Mentre il diavolo andava a tentare Gesù, Jesus se defende com as Escrituras, Gesù si può difendere con le scritture, porque ele tinha domínio delas. perché lui aveva il dominio. Então, quando nós temos domínio das Escrituras, Perché quando abbiamo il dominio delle scritture, as Escrituras nos dão forças le scritture ci danno forze para suportarmos os desertos. per supportarci il deserto. Porque a Escritura também é pão. Perché la scrittura è anche pane, Então, quando estamos cansados, perché allora quando siamo stanchi, Deus tem um pão. Dio c'ha il pane Quando comemos, e
quando mangiamo, aí somos renovados. siamo rinnovati. Por isso que Jesus faz uso da palavra de Deus no deserto. Per questo Gesù usa la parola di Dio nel deserto. Em terceiro lugar, Terzo, Jesus estava jejuando Gesù digiunava 40 dias e 40 noites. 40 giorni e 40 notti. Preste bem atenção, igreja. Facciamo attenzione, Chiesa. Jesus tinha íntima comunhão com o Pai, Gesù aveva una intima comunione con Dio. mas ele não negligenciou Non negligenziava a oração, la preghiera, o conhecimento das la Escrituras, conoscenza delle scritture, nem o jejum. né il digiuno. Por que ele não negligenciou isso? Perché lui non ha mai ignorato questo? Para ser um exemplo para mim e para você. Per essere un esempio per me e per te. Ele não precisava fazer isso. Lei non aveva bisogno di fare questo. Tinha íntima comunhão com o Pai, Aveva una intima comunione con il Padre, mas fez isso para nos dar o exemplo. ma ha fatto per darci l'esempio. A importância de jejuar. La importanza di digiunare. Existe um teólogo do século XIX Esiste un teologo del secolo XIX chamado A.W. Tozer. chiamato A.W. Tozer. Certa vez alguém lhe perguntou: Certa volta qualcuno lo ha chiesto: o que é mais importante, cos'è più importante, a oração ou a palavra? la preghiera o la parola? Ele olhou para aquela pessoa e disse: Lui l'ha guardata e l'ha detto: o que é mais importante para um pássaro, cos'è più importante per un uccello? a asa esquerda ou a direita? L'ala sinistra o l'ala destra? Então, igreja do Senhor, Allora, Chiesa del Signore, tudo isso é importante. tutto questo è importante. Nós não podemos negligenciar. Non possiamo ignorare. E o mais interessante do texto bíblico E il più interessante del brano biblico é que, apesar de Jesus estar cheio do Espírito Santo, è che nonostante Gesù fosse pieno dello Spirito Santo, Jesus está cheio da palavra de Deus. Gesù è pieno della parola di Dio. Jesus também está cheio de jejum, Gesù sta pieno anche di digiuno, porque está jejuando 40 dias. perché sta digiunando 40 giorni. Alguém poderia ter a impressão: Qualcuno potrebbe avere l'impressione: nossa, ele está com muito poder, wow, come lui ha un potere enorme, está cheio de jejum, pieno di digiuno. nenhum demônio vai chegar perto dele, Nessuno demone lo avvicinerà, porque ele está coberto de fogo. perché lui è coperto del fuoco. Mas muito pelo contrário, igreja. Ma al contrario, Chiesa, Não é porque você jejua, non è perché digiuni, não é porque você é cheio do Espírito non Santo è perché sei pieno dello Spirito Santo que o diabo vai correr de você. che il nemico starà sempre lontano da te. Muito pelo contrário. Al contrario, A Bíblia diz bem claramente, la Bibbia dice chiaramente no versículo 3, nel versetto 3, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, e voglio che prestiate molta attenzione a questo, porque Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. perché Gesù digiunava 40 giorni e 40 notti. Na parte final do versículo 2, Nella parte finale del versetto 2, a Bíblia diz que Jesus teve fome. la Bibbia dice che Gesù ebbe fame. Por isso que eu estou pedindo para você prestar atenção, Per questo chiedo di fare molta attenzione, porque é um detalhe muito importante da Bíblia. perché è un dettaglio molto importante del brano. Jesus teve fome na última parte do versículo 2. Gesù ebbe fame nell'ultima parte del versetto 2. No versículo 3, Nel versetto 3 o diabo aparece. arriva Satana. E foi proposital isso. È stato propositale. O diabo não apareceu no primeiro dia de jejum, Il diavolo non è venuto nel primo giorno di digiuno, nem no 10º dia de jejum, né nel decimo giorno di digiuno, nem no 20º dia de né jejum, nel 20° giorno, nem no último no último dia de jejum. ma nemmeno nell'ultimo giorno di digiuno. O diabo apareceu quando Jesus teve fome, Lui è venuto quando Gesù ebbe fame, porque o diabo é covarde. perché lui è un covarde. O diabo não vai me Codardo. o
diabo não vai me atacar nem te atacar. Il diavolo non ti attaccherà né a me né a te Quando nós estivermos fortes, quando siamo forti. ele vai esperar o momento oportuno, Lui aspetta il momento giusto, o momento certo. il momento certo. Quando você demonstrar fraqueza, Quando dimostriamo debolezza, aí é que o diabo aparece. allora sì che lui arriva. Quando a Bíblia diz que Jesus teve fome, Quando a Bibbia dice che Gesù ebbe fame, não é uma fome qualquer. non è una qualsiasi fame. Essa é a expressão que Jesus teve fome. Questa espressione che Gesù ebbe fame, Ele está faminto, lui sta faminto, está com muita fome. con molta fame. Aí o diabo aparece Allora Satana arriva e faz uma proposta. e fa una proposta a lui. Veja como ele é astuto. Vedete com'è astuto lui? Vê Jesus com muita fome Lui vede che Gesù ha tanta fame e diz assim: e dice così: se tu és filho de Deus, se tu sei figlio di Dio, transforma essas pedras em pães. ordina che queste pietre diventino pane. Eu passei muitos anos da minha vida Ho passato tanti anni della mia vita lendo esse texto leggendo questo brano e eu pensava que o diabo estava fazendo uma pergunta a Jesus. e pensavo che il diavolo stava domandando qualcosa a Gesù. Eu pensava que o diabo estava querendo colocar uma dúvida em Jesus quanto à sua filiação. Pensavo che il diavolo voleva mettere qualche dubbio a Gesù quanto alla sua filiazione, Mas não é isso que o diabo queria fazer. ma non è questo che il diavolo ha voluto Se, fare. se você prestar atenção no texto bíblico, Se facciamo attenzione al testo, al brano, ele não está fazendo uma pergunta, lui non sta facendo non domanda nulla. ele está fazendo uma afirmação. Lui sta facendo un'affermazione. É como se dissesse assim: È come se lui dicesse così: como você é filho de Deus, come tu sei figlio di Dio, transforma essas pedras em pães. fa con queste pietre diventino pane. O objetivo do diabo era fazer com que Jesus L'obiettivo di diavolo era fare con che Gesù tivesse dúvida com relação ao cuidado e amor do Pai. che lui avesse dubbio della protezione, dell'amore del Padre. Nós entendemos isso quando voltamos para o capítulo 3, Riusciamo a capire questo quando torniamo al capitolo 3, quando vemos que Jesus foi batizado. quando vediamo che Gesù è stato battezzato. A Bíblia é clara no versículo 16 e 17. La Bibbia è chiara nel versetto 16 e 17. Quando a Bíblia diz, quando Jesus foi batizado, Quando la Bibbia dice che Gesù è stato battezzato, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. lo Spirito Santo si è sceso su Gesù E ouve-se uma voz no céu: e si sente una voce dal cielo: Este é meu filho amado, questo è il mio diletto figlio, em quem tenho prazer. nel quale mi sono compiaciuto. Esse testemunho Questa testimonianza de Deus para Jesus di Dio per Gesù deixou o diabo furioso. ha fatto con che si infuriasse Satana. E agora o diabo no capítulo 4 E ora il diavolo nel capitolo 4 está dizendo: se tu és filho de Deus, dice che se tu sei figlio di Dio, transforma essas pedras em pães. fa con queste pietre si diventano pane. E eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Volevo fare una domanda alla Chiesa. Deus pode te deixar ter fome? Dio ti può lasciare avere fame? Será que Deus pode fazer isso? Ma Dio potrà fare questo? É claro que Deus pode. È certo che Lui può. Se ele tiver um propósito, Se Lui avrà un proposito, por um momento, por un momento, você vai passar fome. avrai fame. Isto é bíblico. Questo è biblico. É duro ouvir isso, È duro sentire questo, mas isso é bíblico. ma è biblico. O diabo tentou Jesus com isso. Il diavolo ha tentato Gesù con questo E Jesus se defende e Gesù si difende citando Deuteronômio capítulo 8.
Lui si difende citando Deuteronomio capitolo 8, quando a Bíblia diz, Deuteronômio capítulo 8, verso 3. quando la Bibbia dice, Deuteronomio capitolo 8, verso 3. Ele dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi, che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Jesus citou isso. Gesù ha detto queste parole. Então, igreja do Senhor, Allora, Chiesa del Signore, Deus pode fechar portas. Dio può chiudere porte. Deus pode fazer com que as coisas fiquem difíceis. Dio può fare che le cose diventino difficili, Não para nos castigar, non per castigarci, mas para nos ensinar ma per insegnarci a depender dele. a avere la sua dipendenza. Nós vemos isto, os apóstolos passaram por isso. Possiamo vedere questo con gli apostoli. Eles passaram momentos de privação. Loro non hanno avuto momenti di privazione. Só para você registrar, se você quiser anotar. Solo per registrare, se qualcuno vuole prendere nota. Nós temos isso em Romanos 8:35. Abbiamo questo in Romani 8, versetto 35. Também vemos isso em 2 Coríntios 11, Possiamo vedere questo anche in 2 Corinzi 11, versículo 23 a 27. versetto 23 a 27. Eles passaram fome. Loro hanno avuto fame. Deus tinha um propósito naquilo. Dio aveva un proposito in tutto quello. E aqui nós vemos o Filho de Deus, E qui vediamo il Figlio di Dio. Scusate, vai. Qua vediamo il figlio di Dio e agora nós vemos o Filho de Deus e ora vediamo il figlio di Dio passando fome. passando fame. É duro isso, não? È duro questo, no? E aqui é a hora que eu quero perguntar para a igreja. E ora voglio domandare alla Chiesa. Jesus tinha poder para transformar pedras em pães? Gesù aveva i poteri per trasformare la pietra in pane? Todos sabemos que Jesus tinha poder de fazer isso. Tutti noi sappiamo che Gesù aveva questi poteri per fare questo. Mas por que Jesus não transformou pedras em pães? Ma perché Gesù non ha fatto la pietra diventare pane? Primeiro, Primo, Jesus não iria obedecer ao diabo. Gesù non doveva obbedire al diavolo. Jesus só obedecia ao Pai. Gesù obbediva soltanto il Padre. A proposta era boa, La proposta era buona, mas era uma proposta que não vinha do Pai. la proposta era buona, ma non era una proposta che veniva dal Padre, da Dio. E eu quero fazer um alerta à igreja. Io voglio fare un richiamo alla Chiesa. Nem toda proposta boa Né tutte le proposte buone que eu e você recebemos che io e voi riceviamo vem do Pai. viene dal Padre. Precisamos ter discernimento. Dobbiamo avere il discernimento. E agora eu me lembro, E ora mi ricordo, quando estava lá no Brasil, quando ero lì in Brasile, tinha um irmão na nossa igreja, avevo un fratello nelle nostre chiese, um irmão muito dedicado. un fratello abbastanza dedicato. Só que em certo momento, So che in un momento ele recebeu uma proposta de emprego. lui ha avuto una proposta di lavoro, Um emprego muito melhor do que o que ele já fazia. un lavoro meglio di quello che lui già faceva. Ele ia ganhar o dobro do seu salário. Lui per questo lavoro doveva guadagnare dopo che già guadagnava. Só que ele precisava mudar de cidade. So che lui doveva cambiare luogo, cambiare la città, cambiare posto. Ele chegou para o meu pai Lui è arrivato il mio padre, e perguntou: meu irmão, lui è arrivato il mio padre e ha domandato, mio fratello, eu recebi uma proposta assim, assim, assim.
ho ricevuto una proposta così, così, così. Meu pai disse assim: Il mio padre ha detto così. meu irmão, ore, Mio fratello, predica, peça discernimento ao Senhor. domanda a Dio se è la volontà di Dio. Eu não vou te dizer o que fazer. Io non voglio dire a te cosa te devi fare. Você pode se aconselhar com aquele irmão, Te puoi chiedere consiglio a un fratello, mas ore ao Senhor. ma predica a Dio, domanda a Dio. E ali aquele irmão foi pedir conselho a outra pessoa. E lì quel fratello è andato a domandare a un'altra persona. Quando chegou na outra pessoa, Quando è arrivato quell'altra persona, a outra pessoa disse assim: l'altra persona ha detto così: rapaz, isso é de Deus. fratello, questo è di Dio. Tu não precisa nem orar. Te non devi nemmeno predicare. Você não está vendo que você vai ganhar o dobro? Te non vedi che guadagnerà il doppio. Aí o irmão disse: é verdade. Il fratello disse così: è vero? Então eu vou embora. Allora vado via. Fez as malas com a família, sua esposa e seus filhos. È fatto i bagagli con la famiglia, con il figliolo, con la moglie. 6 meses depois, 6 mesi dopo, esse irmão liga para o meu pai, questo fratello richiama il mio padre chorando, piangendo que tudo aconteceu ruim com a vida dele. che tutto è andato storto, che tutto è andato sbagliato. Porque nem toda proposta boa Perché non tutte le proposte buone é da parte de Deus para mim e para a sua vida. viene dalla parte di Dio per la mia vita e per la tua vita. Então precisamos ter discernimento, igreja do Senhor. Allora dobbiamo avere discernimento, Chiesa di Cristo. Em segundo lugar, Secondo posto, se Jesus transformasse as pedras em pães, se Gesù aveva trasformato le pietre in pane, ele iria fazer a própria vontade e não a vontade de Deus. lui doveva fare la propria volontà e non la volontà di Dio. E nós sabemos que nós não devemos fazer a nossa vontade. E noi sappiamo che non dobbiamo fare la nostra volontà, ma la volontà di Dio. É sempre, isso é o evangelho, não? Questo è il Vangelo, no? Jesus disse isso. Gesù ha detto così, Não a nossa vontade, non la nostra volontà, a de Deus. a di Dio. Então, se Jesus transformasse as pedras em pães, Se Gesù trasformassero le pietre in pane, Jesus pecaria. Gesù avrebbe peccato. Em terceiro lugar, Terzo posto, Jesus usaria o poder de Deus Gesù userebbe il potere di Dio não para a glória de Deus. non per la gloria di Dio. E nós sabemos nas Escrituras, E noi sappiamo nelle scritture toda a operação do poder de Deus tutte le opere di Dio dá a glória a Deus. dà la sua gloria, dà gloria a Dio. Por isso que os apóstolos, quando operavam milagres, Per quelli lì apostoli quando operavano miracoli, eles davam a glória a Deus, loro davano la gloria a Dio, porque a glória é de Deus. perché la gloria è di Dio. Então, igreja do Senhor, Allora, Chiesa di Cristo, Jesus entendia a vontade de Deus. Gesù conosceva la volontà di Dio. Jesus sabia que era necessário passar aquele deserto. Gesù sapeva che era necessario passare per quel deserto. Em Hebreus, no capítulo 4, In Ebrei capitolo 4, aspetta, vai trovare qua. Aspetta, Hebreus capítulo 4. Hebreus 4. Eu pego aqui. Espera aí. Ebrei 4, Versículo 15. infatti, fino a? Até só o 15. Infatti noi abbiamo un sumo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché
Egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. A Bíblia é clara. La Bibbia è chiara. Diz que Jesus em tudo foi tentado. In Gesù in tutto è stato tentato. Quando a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, Quando la Bibbia dice che Gesù è stato tentato in tutto, foi em tudo. è stato in tutto, Em todos os tipos de tentações, in tutte le tentazioni, mas sem pecado. ma senza peccare. Porque o desejo de Jesus Perché il desiderio di Gesù era agradar ao Pai. era agradare il Padre. Então, Igreja do Senhor, Allora, Chiesa di Cristo, assim como Jesus, così come Gesù, que o nosso desejo seja che il nostro desiderio sia agradar ao Pai. agradare il Padre. Porque o homem Perché l'uomo sempre perde sempre perde quando peca. quando pecca. O homem não ganha nada. L'uomo non guadagna nulla. O pecado é ilusório. Il peccato è una illusione. O pecado parece bom, Il peccato sembra buono, mas a Bíblia deixa claro ma la Bibbia lascia chiaro que o salário do pecado é a morte. che il salario del peccato è la morte. Então, Igreja do Senhor, Allora, Chiesa di Cristo, que resistamos resistiamo a toda a proposta do inimigo. a tutte le proposte del nemico. E depois de 3 tentativas, E dopo di 3 tentativi, a Bíblia diz la parola dice que o diabo deixou Jesus. che il diavolo ha lasciato Gesù. Porque toda tentação, Perché tutte le tentazioni, toda provação tutte le provazioni, tem um fim. c'è una fine. Elas passam. Loro passano. Nada é para sempre. Niente è per sempre. Então o diabo deixou Jesus. Allora il diavolo ha lasciato Gesù, Tentou de todas as formas. hai tentato di tutte le forme, Mas não conseguiu. ma non ha riuscito. Por que ele não conseguiu? Perché lui non ha riuscito? Porque Jesus estava armado. Perché Gesù era armato. Eu disse no início Io ho detto nell'inizio que Jesus estava cheio do Espírito Santo. che Gesù aveva pieno dello Spirito Santo. Jesus tinha conhecimento das Escrituras. Gesù aveva la conoscenza della Scrittura. Jesus estava jejuando. Gesù jejuava. Então Jesus estava forte espiritualmente. Allora Gesù era forte spiritualmente. Por isso que ele resistiu ao diabo. Per quello lui ha resistito al diavolo. Nós temos as armas para resistir ao mal. Abbiamo le armi per resistere al male. O nosso problema I nostri problemi é porque nós negligenciamos noi negligenziamo aquilo que nós temos. quello che abbiamo. Nós não oramos como devemos orar. Noi non predichiamo come dobbiamo predicare. Noi non preghiamo quando dobbiamo pregare. Tem gente que nem jejua. C'è fratelli che nemmeno jejuano. Certa vez eu estava na escola dominical Certe volte ero in una scuola domenicale e o assunto da lição e l'assunto delle lezioni falava sobre a importância de jejuar. parlava della importanza del digiuno. Aí, de repente, o professor estava explicando o assunto. E di repente il professore spiegava il testo, il brano. Um fratello levantou a mão. Un fratello ha alzato le mani Aí disse, eu jejuo. e ha detto io digiuno. Aí disse, como é que você jejua? E allora come te digiuna? Eu jejuo assim. Io digiuno così. No final da noite, Nella fine della notte eu oro ao Senhor io predico a Dio. e digo, Senhor, Io dico, Signore, eu inicio o meu jejum agora. io inizio il mio digiuno ora. Dormo. Dormo. Quando eu acordo de manhã, Quando mi sveglio la mattina, oro ao Senhor. predico un'altra volta, Signore, Senhor, agora eu entrego o meu jejum. agora entrego il mio digiuno. Isso foi numa escola bíblica. Questo è stato in una scuola biblica. Eu fiquei indignado, Io rimasto un po' teso, disdegnato, porque isto não é jejum, amado. perché questo non è digiuno. Agora você vê um irmão na igreja.
Allora te vedi un fratello in chiesa com esta mentalidade. con questa mentalità E não era qualquer fratelo. e non era qualsiasi fratello, Era alguém que estava há muito tempo na igreja, era un fratello che c'era un buon tempo in chiesa, mas não entende ma non capiva a importância do jejum. la importanza di digiuno. Então não negligenciamos isto, igreja. Allora non negligenziamo questo, chiesa. Depois que o diabo deixou Jesus, Dopo che il diavolo è lasciato Gesù, a Bíblia diz la parola dice que Deus enviou anjos, che Dio ha inviato gli angeli porque Deus ele é fiel. perché Dio è fedele. Olha, igreja do Senhor, Guarda, chiesa di Cristo, Deus não permite nenhuma luta Dio non permette nessuna lotta sem não tiver uma vitória preparada. senza avere una vittoria alla fine, una vittoria preparata. Você vê que depois que o diabo deixou Jesus, Vedete che dopo che il diavolo ha lasciato Gesù, no versículo 11, nel versicolo 11, pode ler o versículo 11. allora il diavolo lasciò e di eco degli angeli gli si accostarono e lo servirono. É muito importante esse detalhe. È molto importante questo dettaglio. Eu não disse que Jesus estava faminto, Non avevo detto che Gesù era faminto, ele precisava de comida, lui aveva bisogno di mangiare, ele precisava de companhia, lui aveva bisogno di una compagnia, porque deserto é um local de solidão. perché il deserto è un luogo di solitudine. Depois que o diabo foi embora, Dopo che il diavolo è andato via, Deus mandou os anjos. Dio ha mandato i suoi angeli. Isso é maravilhoso, Questo è meraviglioso, porque os anjos os serviram. perché gli angeli o servirono, E a palavra serviram aqui e a parlava servirono qua, significa significa prover, prover, cuidar, cuidar, provvedere, avere cura, distribuir distribuir as coisas necessárias le cose necessarie para sustentar a vida. per provvedere la vita. Per provvedere la vita. Foi isso que os anjos fizeram. È stato così che Angelo ha fatto. Eu vou ser mais claro. Io sarò più chiaro. Os anjos chegaram para Jesus Gli angeli si avvicinarono da Gesù e trouxeram tudo o que Jesus estava precisando. e portarono tutte le cose che Gesù aveva bisogno. Porque Deus é fiel. Perché Dio è fedele. Deus só deixa um filho dele Dio só lascia un figlio suo por um momento. per un momento. Um momento de provação. Un momento delle prove. Um momento de tentação. Un momento di tentazione. Mas todas elas têm fim. Ma tutte queste cose hanno la fine. Hanno la fine. Quando elas acabam, Quando loro tentazione finisce, Deus nos traz a vitória. Dio li porta la vittoria. Então, Igreja do Senhor, Allora, Chiesa di Cristo, vale a pena ser fiel. vale la pena essere fedele, Porque Deus sempre honra perché Dio sempre porta onore aqueles que honram a Ele. quelli che onora Dio. Então, que possamos honrar ao Senhor. Che possiamo oggi onorare a Dio, E o Senhor vai nos honrar. che il Signore ci onorerà noi. Isso é um princípio bíblico. Questo è un principio biblico. Se você honrar o Senhor, Se te onora il Signore, o Senhor vai honrar você. il Signore onorerà te, onorerà noi. Que o Senhor nos ajude Che il Signore noi aiutano a superarmos o deserto. a superare il deserto, Porque o deserto também é uma escola de Deus. perché il deserto anche lì è una scuola di Dio. Foi no deserto que Israel viu providência. È stato nel deserto che Israele ha veduto le provvidenze. Israel no deserto viu o maná. Il deserto ha visto il manà. Israel viu Deus em coluna de nuvem. Israele ha visto Dio in una colonna di nuvole.
tenha visto Deus em coluna de fogo, Hai visto Dio in una colonna di fuoco? porque o deserto também é um lugar Perché il deserto, anche lì, è un luogo que você vê as grandes manifestações do che Senhor. te vedi le grandi manifestazioni di Dio. Deserto também é um lugar Deserto, anche lì, è un luogo para você ver milagres. per vedere i miracoli. Então, que Deus nos ajude. Allora che Dio noi aiutano, Que possamos estar como Jesus, che possiamo essere come Gesù, cheios do Espírito Santo. pieno dello Spirito Santo. E aqui eu quero abrir um parêntese. E qua voglio aprire un parentesi. Ser cheio do Espírito Santo Sia pieno dello Spirito Santo é ter as atitudes è avere l'attitudine de todos os dias, di tutti i giorni buscá-lo, buscarlo, cercarlo, desejá-lo. desiderarlo. Fazendo assim, Facendo così, Deus vai lhe encher do Espírito Santo. Dio ti riempirà dello Spirito Santo. Porque a Bíblia diz: Perché la parola di Dio dice: aqueles que têm sede quelli che hanno sete serão saciados. saranno saziati. Então, como é que Deus vai nos saciar? Allora come Dio ci sazierà Se não o buscamos? se non cerchiamo Lui? Devemos fazer isso. Dobbiamo fare così, Porque o maior interessado perché i maggiori interessati em fazer um homem cheio do Espírito Santo in fare l'uomo pieno del suo Spirito Santo é o próprio Deus. è il proprio Dio. Não somos nós. Non siamo noi, É Ele. è Lui. Então a gente só precisa corresponder. Allora dobbiamo solo corrispondere. Amém? Amen? Agora vamos. Ora andiamo. Mettiamoci in piedi, facciamo la preghiera finale. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Vorrei invitare la sorella Nadia per fare questa preghiera, amen? Preghiera finale. Dopo Amen, Signore. Noi ti ringraziamo perché siamo qui nella tua presenza e davanti a lei chiediamo perdono per i nostri peccati. Chiediamo, Signore, perdono perché tante volte siamo immersi a un deserto, immersi alle provazioni e non ci comportiamo come dovevamo fare, non ci comportiamo come Gesù ha fatto. Veramente. Ti chiediamo perdono, Signore, in nome di Gesù Cristo. E ti chiediamo che la tua grazia, che la tua forza sia con noi, Signore. Non soltanto per questo deserto che ognuno di noi stiamo affrontando, ma per tutti i deserti che devono ancora venire. Che tu sia ancora con noi, sia sempre con noi, perché la tua parola ci ha promesso che Gesù, che tu sarai sempre con noi. Signore, noi proprio vogliamo davanti a lei ravvederci perché abbiamo detto quello che non si doveva dire, perché abbiamo fatto quello che non si doveva fare, perché non abbiamo dato testimonianza della tua luce, della tua grazia, della tua gloria davanti a delle persone che ancora non ti conoscono, Signore. Quindi come Chiesa ti chiediamo perdono in nome di Gesù e vogliamo prendere, Signore, proprio esempio del nostro Maestro, del nostro Salvatore, che tu veramente ci possa aiutare. Dia, Signore, la forza necessaria per ognuno di noi per affrontare i deserti qua, Signore. Ognuno sappiamo, Signore, dove siamo e cosa dobbiamo sconfiggere, Signore. Anche magari i peccati che abbiamo, Signore. Anche, Signore, delle cose che dobbiamo superare. E ti chiediamo in nome di Gesù che questa parola ci dia la forza necessaria, Signore, in nome di Gesù Cristo. Aiutaci, Signore, e che la vittoria sia con noi, Signore, in nome di Gesù Cristo. Amen.
Recebamos a bênção. La graça del Senhor Jesus Cristo e l'amore di Dio, nostro eterno Padre, la comunione e consolazione del Santo Spirito di Gesù, sia con noi tutti, oggi e per sempre.